Tutto pronto a Siculiana per Maida Fest, l'appuntamento dal 25 al 27 ottobre, una 3 giorni tra sapori, storie e spettacoli lungo gli itinerari dei granai antichi. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, convegni, mostre, intrattenimento, show cooking, degustazioni. Le nostre guide, spese dal sindaco di Siculiana, Zambito, vi condurranno tra gli scorci più suggestivi e nei luoghi storico-culturali di Siculiana un tempo granaio dei Romani. L'iniziativa, oltre a far conoscere una storia importante legata al ciclo del grano, sui silos granai esistenti e la loro valorizzazione in chiave turistica, con l'ideazione di un percorso che include le tombe sicane presenti nel nostro territorio. Un altro tassello di una siculiana dove la storia guarda il mare che sorprende e innamora. La manifestazione organizzata dal Comune di Siculiana con il cofinanziamento dell'assessorato regionale alle attività produttive nell'ambito del progetto Sicilia che ci piace 2024 prenderà il via venerdì 25 alle 10:30 al centro sociale comunale, dove andrà in scena l'arte del pane. Uno show cooking con grani antichi rivolto agli studenti del Presso Verga dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, quindi al Museo Mete, la presentazione delle mostre siculiane Granaio dei Romani, una mostra a cura della selezione siculianese di BC Sicilia, a seguire un aperitivo con degustazione di ucurriruni, tipica focaccia del borgo, un tempo granaio dei Romani. Sabato 26 ottobre alle ore 12 visita guidata al santuario del Santissimo Crocifisso del FAI, con la degustazione del pane benedetto, la rievocazione della tradizione popolare, storica e religiosa. Alle 18 nel giardino del santuario Maida e Pulcidrati, una mostra del pane e della tradizione preparato con grani antichi e un percorso del centro storico con spettacoli e degustazione alla riscoperta delle radici di Siculiana. Quindi domenica 27 ottobre alle 10:30 in piazza Umbergo, i Living Lab, le radici del grano tra storia, leggenda e memoria. Ricerca in atto sui grani antichi e il loro utilizzo in ambito enogastronomico, prevista la degustazione con prodotti della tradizione.